Incontro oggi dell'assessore regionale all'istruzione Girolamo Turano con le realtà scolastiche agrigentine nell'ambito del progetto La Sicilia fa scuola. L'amministrazione comunale di Agrigento ha deliberato l'aumento di orario a 36 ore dal prossimo mese di aprile per i 196 lavoratori del comune. L'AICA annuncia l'avvio e la messa a regime del nuovo depuratore di Limba dei Palombi che servirà la fascia costiera di Agrigento e Favara. Si è svolta ad Agrigento la giornata del medico e dell'odontoiatra, medaglie d'oro per i medici che hanno compiuto i 50 anni di laurea, giuramento di Ippocrate per i giovani laureati. Resta sotto sequestro il mega impianto a Porto Empedocle dedicato al trattamento dei fanghi residui provenienti dal porto di Trapani. L'Akragas vince e convince, prosegue nella serie di vittorie 3-1 con il Vigorgela, panoramica dei risultati dei campionati di calcio di Agrigento. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di lunedì 27 ottobre 2025 di TV Notizie. Visita oggi ad Agrigento dell'assessore regionale all'istruzione Girolamo Turano nell'ambito del programma La Sicilia fa scuola, costruiamo insieme la via per un futuro di innovazione e crescita. L'assessore Girolamo Turano, accompagnato dal dirigente tecnico dell'USR regionale Bernardo Moschella, ha incontrato i dirigenti scolastici della provincia. L'evento si è svolto presso l'auditorium dell'Istituto Gallo di Agrigento. Noi eravamo sul posto. Assessore, l'obiettivo di questa visita, lei sta girando un po' tutta la Sicilia, oggi a Agrigento. L'obiettivo della visita è quello di fare l'alunno, cioè raccogliere le iniziative, le proposte, i suggerimenti che vengono dal corpo docente, che vengono dai dirigenti scolastici. Io voglio inaugurare l'anno scolastico in maniera sui generis, piuttosto che celebrare una giornata con gli studenti, cosa bella che va fatta, incontrare chi ogni giorno lavora nella scuola e farmi dire da loro cosa vogliono fatto per costruire una scuola sempre più moderna, dinamica, efficiente, che va incontro alle esigenze dei ragazzi. E soltanto chi lavora nella scuola questi suggerimenti me li può dare. Quindi oggi sto incontrando tutti i dirigenti scolastici della provincia di Agrigento, poi di pomeriggio vado a Caltanissetta ed Enna e chiudiamo questo tour, raccogliamo tutte le iniziative e nella legge finanziaria costruiamo un provvedimento che serve alla scuola siciliana, scritto dalla scuola siciliana. Lei si definisce più un tecnico o un politico? Ma guarda, io faccio soltanto il politico. Sono un politico che di pubblica istruzione sapeva poco e, come dire, con l'entusiasmo che mi hanno dato i dirigenti scolastici sto costruendo una cosa nuova e diversa. E siccome le cose che ho fatto in questi anni sono frutto del suggerimento di chi opera nella scuola, oggi questo meccanismo nuovo di fare politica, di interpretare la scuola, lo dobbiamo mettere a regime. A parte che è un vero dramma anche per questa provincia, ci sono degli istituti abbandonati e chiusi da diversi anni, altri che quest'anno sono stati dovuti sgomberare. Qual è la situazione? Ho le idee chiare e capisco cosa vuole lei dirmi. Siccome sono un politico non sono abituato a giocare allo scaricabarile, ma lei sa bene che le scuole appartengono da un lato alla provincia per le scuole secondarie di secondo grado e per quelle di primo grado invece ai comuni, e significherebbe provare a dire che la colpa è degli altri. Non è così, la regione, lo dimostrerò dati alla mano, comunicherà ora tutte le cose che abbiamo fatto, le cose che stiamo facendo, e siccome noi cerchiamo una collaborazione con le amministrazioni locali, quello che non possono fare noi vogliamo costruire assieme a loro qualcosa di diverso, li aiuteremo. Assessore, da questo giro che si è fatto, quali istanze sono arrivate da parte degli studenti e anche dei dirigenti scolastici? Ne sono arrivate tantissime e tantissime le abbiamo già messo in campo. Una per tutte? Una per tutte.
Guardi, io ho un'idea nuova e diversa per le aree interne della Sicilia. Le aree interne della Sicilia la scuola è diventato ed è rimasto l'unico presidio che rappresenta lo Stato. In alcuni comuni piccolini è chiusa la banca, è scomparsa pure il distributore di benzina. Ecco, io costruirò un meccanismo per trasformare quelle scuole non solo luoghi di apprendimento didattico, ma centri sociali che possono garantire dei servizi ai cittadini. Non crede che l'accorpamento degli istituti sia una cosa totalmente negativa? Molte scuole hanno perso la loro identità. Guardi, siccome ripeto, la domanda del suo collega era se sono un politico o un tecnico, io sono un politico che si assume la responsabilità. Il piano di dimensionamento delle medie e le scuole elementari, causando un grande danno e un grande nocumento agli studenti. Sono stati gli investimenti per l'Università di Agrigento? Come no? Per l'Università di Agrigento tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo. Ora abbiamo nominato un nuovo presidente del consorzio, una persona autorevole che sicuramente assieme alla Regione saprà portare avanti le iniziative che qualificano l'Università Agrigentina. Ci può accennare qualcosa che investimenti si fanno? Appena il Presidente si insedia e costruiamo con lui questo accordo, perché il Presidente l'ho nominato io, ha la mia assoluta... Ci conferma Mangiacavallo? Certo, sì. Ha la mia assoluta fiducia, con lui faremo una conferenza stampa e declineremo le cose che abbiamo fatto. L'Università di Agrigento, assessore sull'Università di Agrigento abbiamo messo 2 misure in campo che sono il prestito d'onore per gli studenti siciliani che non possono permettersi e non hanno il beneficio che l'ERSU garantisce, e poi stiamo costruendo un meccanismo di valorizzazione delle eccellenze siciliane nel mondo con i master. Ho costruito un meccanismo per cui un giovane universitario siciliano, anche dopo la laurea, può decidere di fare un master nel mondo dove vuole e come vuole, e la regione lo finanzia. Il mio problema non è quello di dire, come tutti fanno, i giovani non devono andare via, no, ai giovani devo dare l'opportunità di andare via e di poter ritornare, e con lo studio anche fuori per un periodo come il master significa permettere a queste persone di qualificarsi e di ritornare qua per lavorare. E con la sua considerazione su questo giro che l'assessore sta facendo nelle varie scuole a raccogliere un po' le istanze che arrivano proprio dal territorio, una sua testimonianza. Sì, oggi si conclude ad Agrigento e nel pomeriggio nell'ambito di Caltanissetta ed Enna il giro di incontri organizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con l'amministrazione regionale, con l'assessorato all'istruzione, nell'ambito a testimonianza dell'ottima e proficua collaborazione interistituzionale tra le due amministrazioni. Questi incontri tendono proprio a essere vicini alle scuole e a sentirne quali sono i loro bisogni, le loro esigenze, le loro richieste. Quindi grazie all'amministrazione scolastica tutta, grazie all'assessore Turano per questa sensibilità e vicinanza ai bisogni delle scuole. Nicola Gallo oggi accoglie anche l'assessore in questo giro che sta facendo nelle varie scuole siciliane. Sì, accoglie, devo dire la verità, l'iniziativa di oggi, la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico è stata pensata, programmata dall'assessorato regionale istruzione e formazione professionale e dell'USR Sicilia, dell'ufficio quarto dell'ambito territoriale di Agrigento, perché è un'occasione per riunire tutte le scuole della provincia di Agrigento, oggi presenti con i loro dirigenti e i loro direttori dei servizi generali amministrativi, non solo per augurarci un anno proficuo e ricco di soddisfazioni, ma proprio per affermare a gran voce come sia importante fare rete fra di noi, unirci, collaborare in un'azione positiva di scambio di buone prassi, ma non soltanto le scuole, anche tutte le realtà vive e presenti nel territorio che oggi sono rappresentate dai loro massimi vertici. Quindi è una giornata veramente speciale, un'occasione unica, e io ringrazio veramente gli organizzatori di aver scelto l'Istituto Gallo Ciacia per realizzarlo, è un motivo di onore e un grande piacere, ed è anche un auspicio a un lavoro di squadra, a un lavoro che porti crescita nei nostri ragazzi e crescita al territorio agrigentino.
E l'amministrazione comunale di Agrigento ha deliberato un aumento di orario lavorativo da 34 a 36 ore settimanali per le 196 unità di personale a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato a decorrere del mese di aprile 2026. L'atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione in corso di trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti per il successivo esame da parte del Consiglio Comunale. Il nostro approfondimento. L'amministrazione comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco Francesco Miccichè, nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 25-27, atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione in corso di trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti per il successivo esame da parte del Consiglio Comunale, ha deliberato un aumento dell'orario da 34 a 36 ore settimanali per 196 unità di personale a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal mese di aprile 2026. Il sindaco Miccichè ha affermato che il provvedimento riconosce dignità al lavoro che i nostri dipendenti comunali svolgono ogni giorno e rende la struttura amministrativa nelle condizioni di operare con maggiore stabilità ed efficienza. Ringrazio gli assessori Lisci e Vullo per il lavoro svolto. Al nostro insediamento le ore erano 25, gradualmente abbiamo raggiunto l'odierno risultato storico, frutto della collaborazione amministrativa e dell'impegno concreto. Grazie al confronto con alcuni consiglieri di maggioranza che hanno ribadito la necessità di sostenere il lavoro dei dipendenti, ci si è impegnati affinché si procedesse al completamento delle ore lavorative del personale del Comune di Agrigento. L'assessore al bilancio Patrizia Lisci ha affermato che nonostante le risorse a disposizione in bilancio non consentissero ampi margini di manovra, l'ufficio finanziario ha lavorato con il massimo impegno per il reperimento dei fondi necessari, operando una ulteriore razionalizzazione delle spese pur mantenendo il livello dei servizi essenziali da assicurare ai cittadini. Oggi con grande soddisfazione possiamo dire che abbiamo conquistato un traguardo importante che valorizza e assicura la stabilità a 196 dipendenti, elevando l'attività lavorativa a 36 ore. Sul dibattito interviene anche con una nota l'assessore al personale Marco Bullo, che afferma la stabilizzazione e l'ottimizzazione del personale rappresentano un elemento imprescindibile per garantire la continuità amministrativa, l'efficienza e la qualità nei servizi resi alla cittadinanza. Proseguiremo, continua Vullo, il nostro lavoro nella prospettiva di completare le procedure concorsuali nel pieno rispetto dei vincoli normativi e finanziari anche nei confronti degli assistenti sociali e delle altre figure indispensabili di rilievo che svolgono con professionalità, costanza il loro ruolo a servizio del territorio, confidando nella collaborazione e nel sostegno di tutte le parti coinvolte, in particolare del Consiglio Comunale che svolge un ruolo cruciale il cui contributo è indispensabile per portare a compimento il percorso avviato. E l'AICA di Agrigento annuncia l'avvio e la messa a regime del nuovo impianto di depurazione di Timba dei Palombi che è entrato in funzione per accogliere e trattare le acque reflue provenienti dalla fascia costiera del comune di Agrigento, dalla frazione del villaggio Mosè e dal comune di Favara. Il servizio. L'azienda idrica dei comuni agrigentini annuncia l'avvio e la messa a regime del nuovo impianto di depurazione di Timba dei Palombi che è entrato in funzione per raccogliere e trattare le acque reflue urbane provenienti dalla fascia costiera del comune di Agrigento, dalla frazione del villaggio Mosè fino al comune di Favara. Il nuovo impianto realizzato tra le contrade Timba dei Palombi e Piano Mola è stato autorizzato dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che ha rilasciato il decreto riconoscendo la piena rispondenza dell'opera ai più rigorosi standard ambientali e tecnici previsti dalla normativa vigente. L'impianto è stato progettato per garantire la massima efficienza nel trattamento dei reflui urbani, riducendo l'impatto ambientale e migliorando in modo significativo la qualità delle acque restituite all'ambiente. Grazie alle tecnologie di ultima generazione, il nuovo sistema di depurazione consentirà un controllo costante dei parametri di qualità, assicurando il rispetto dei limiti fissati dalle normative europee e nazionali. L'intervento rientra in un più ampio piano
di riorganizzazione e potenziamento del sistema di depurazione del territorio agrigentino portato avanti da AICA con l'obiettivo di superare le criticità storiche che per anni hanno interessato l'area e di adeguare gli impianti alle direttive comunitarie in materia di trattamento delle acque reflue urbane. La Presidente del CDA Danila Nobile e il Direttore Generale di AICA Francesco Fiorino dichiarano che il nuovo depuratore rappresenta un'infrastruttura strategica per l'intera fascia costiera in grado di migliorare la sostenibilità ambientale, favorire la balneabilità delle acque e contribuire alla tutela dell'ecosistema marino e fluviale. Si tratta di un traguardo frutto della collaborazione tra varie istituzioni, enti e amministrazioni locali che conferma la volontà condivisa di restituire ai cittadini un servizio moderno, efficiente e rispettoso del territorio. Un ringraziamento, continua l'AICA, per la sinergia avuta durante le fasi va al commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, professore Fatuzzo, al subcommissario Salvatore Cordaro, al RUP Rosanna Grado, l'ingegnere Costanza e i direttori dei lavori, l'ingegner Nicola D'Alessandro e Maurizio Carlino. E si è svolta ad Agrigento la giornata del medico e dell'odontoiatra che ha visto i giovani medici laureati prestare ciascuno il proprio giuramento di Ippocrate, quindi la cerimonia di consegna delle medaglie d'oro ai medici che quest'anno hanno compiuto 50 anni dal conseguimento della laurea di medicina. Ha aperto lavori il presidente dell'ordine Pitruzzella. Presidente, oggi una grande festa per l'ordine dei medici, si premiano i medici con 50 anni di laurea, di carriera, e i giovani col giuramento di Ippocrate. Ecco, una bella manifestazione che l'ordine ci tiene a farla ogni anno. Ma io oggi lo definisco un giorno sacro per premiare chi per 50 anni ha dato tanto alla sanità agrigentina, cercando anche di renderla grande, diciamo, la sanità agrigentina, avendo avuto tanti successi, anche qualche sconfitta, perché no, avendo avuto la possibilità di insegnare ai giovani. Ed ecco, oggi è un giorno cruciale, la presenza di chi ha compiuto 50 anni di laurea e i giovani che si iscrivono per la prima volta all'ordine dei medici degli odontoiatri della provincia di Agrigento. È un passaggio di testimone, di esperienze, e quindi è importante che questi giovani si impegnino a lavorare sempre con amore e passione e competenza, che sono le qualità per cui si può andare sempre avanti. Mi auguro che loro facciano anche tanto per mantenere questo sistema sanitario nazionale sempre in prima fila, perché certo l'occhiolino che strizza la politica verso il privato sicuramente non è molto positivo. Ben venga il privato per aiutare, diciamo, alla salute dei cittadini, ma il privato, il pubblico è quello che deve andare avanti. È una sanità assicura la salute a tutti, e non c'è una sanità a due corsie, una per chi lo può fare e l'altra per chi no. Col sistema sanitario nazionale, che è l'orgoglio italiano, noi abbiamo un sistema equo e solidale. Presidente, fare il medico è sempre una professione, un obiettivo ambizioso. Fare il medico è importante, ed è importante farlo con quelle qualità di cui avevo parlato poco fa, la competenza, e questo sia con l'aggiornamento professionale e con lo studio continuo, e poi la passione. Si entra nella professione forse più bella del mondo, ma non perché le altre non sono bellissime, sono altrettanto belle, però devo dire una cosa: noi siamo sempre di fronte a un soggetto fragile, e quindi abbiamo bisogno di questa marcia in più. Oggi è la festa della continuità nel mondo della medicina, perché oggi, con il giuramento dei giovani che si accingono ad iniziare la nuova attività di medici e di odontoiatri, è un passaggio importante, perché viene a loro consegnato da chi per 50 anni, con dedizione, con impegno, con amore e con sacrificio, si è preso cura della salute che è il bene più prezioso che ognuno di noi ha. Ma prendersi cura della salute indirettamente significa prendersi cura anche della comunità intera,
e salvaguardia del bene comune significa benessere generale, e questo è quello che questi luoghi ci permettono di cogliere come testimonianza di quanto l'uomo artefice sia riuscito nei millenni a realizzare. E quindi è una festa veramente importante, quella del medico dell'odontoiatra, sia per i protagonisti professionisti ma anche per tutta la comunità. Ecco, la carriera del medico è sempre vista come una cosa ambiziosa per i giovani da intraprendere. Sì, oggi i giovani desiderano intraprendere l'attività di medico, di odontoiatra, ma con lo giusto spirito, cioè dire con la capacità di capire che prima di tutto è una professione che richiede un impegno costante, una cultura continua, perché non si finisce mai di perfezionare la propria capacità professionale, perché l'oggetto della nostra professione è la salute umana, e quindi più che mai i giovani oggi sono consapevoli che hanno a loro disposizione tutto quello che è il bagaglio culturale che nei secoli si è avuto con la ricerca, con lo studio, ancor più sostenuta da tutte le innovazioni tecnologiche, quindi protagonisti seri ed impegnati nel gestire la salute dei cittadini. Oggi presente a questa iniziativa dove i giovani si incontrano con i medici più anziani e il saluto dell'assessorato alla sanità. Sì, una continuità fra giovani neve che si immatricolano e iniziano un percorso formativo finalizzato ad acquisire quelle competenze, quelle abilità necessarie per svolgere una funzione fondamentale che è quella di medico. D'altro canto, tanti medici che 50 anni fa hanno conseguito la laurea e che a coronamento di un'attività importante del tempo possono essere ricevono un riconoscimento dall'ordine dei medici che si è fatto protagonista di questo bell'evento, nel quale appunto giovani, meno giovani, nuove leve, medici oramai con una collaudata esperienza si confrontano costruttivamente per realizzare una sanità migliore. Sì, due generazioni all'opposto, ed è una festa bellissima che celebra l'entrata di una generazione e la consacrazione di un'altra. Da medico non potevo non essere presente. Ecco, è un momento bello anche non solo per i medici ma anche per la sanità provinciale. Certo, la carenza che c'è, qualsiasi risorsa nuova per noi è come l'ossigeno. Sì, un grande evento oggi, stiamo celebrando il giuramento di Ippocrate dei neolaureati, ma in contemporanea si premieranno anche i medici che hanno compiuto 50 anni di professione, un grande colluto, il passato col futuro, un futuro che sarà sempre più forte e più incisivo anche dal punto di vista professionale, perché i giovani oggi sono molto preparati e auguro loro un futuro, un grande futuro proprio per migliorare la sanità agrigentina. Dottore Alletto, che sensazione si prova a essere festeggiato ora per i 50 anni della laurea, in un momento in cui abbracciate anche i giovani con il giuramento di Ippocrate? È un evento molto bello, mi permetto di esprimere la gratitudine a Dio che mi ha permesso di essere qua dopo 50 anni di attività, e sono veramente molto felice di rivedere i vecchi amici, colleghi con i quali festeggeremo questi 50 anni di laurea, ma e contemporaneamente vedere pronunciare il giuramento di Ippocrate a questi giovani. Che messaggio lanciare a un giovane? Di onorare il giuramento di Ippocrate. Qualsiasi circostanza nella vita, ricordarsi sempre che si è fatto un giuramento per esercitare la più nobile delle professioni che un uomo possa esercitare, che è la professione medica, cioè essere medici. Non dimenticando mai che noi siamo qui come medici per servire l'uomo nel momento in cui ha più bisogno, cioè quando è malato. Cosa spinge un giovane a intraprendere la professione del medico? Allora, sicuramente ci vuole, a parte la passione, che è sempre un elemento che ai primi tempi magari non è che viene esattamente concepito in quanto non ci si è approcciati alla professione praticamente, però sicuramente un grande spirito di sacrificio e anche l'amore verso il prossimo. Il giuramento di Ippocrate oggi in questa bella festa che incontra le persone, diciamo, che hanno svolto l'attività da 50 anni, e un giovane che vi si approccia. Ecco, con quale spirito si affronta questo momento che sicuramente ricorderà per la vita? Allora, per il giovane che vi si approccia, chi compie il 50° anno effettivamente è solo
è soltanto un elemento di grande ispirazione. Invece per noi in quanto tali, in quanto nuove monadi della medicina, può essere un nuovo trampolino di lancio per rinnovare le emozioni che si sono presentate il giorno della laurea e per darci nuova energia per la carriera che ci attende. Io le faccio tanti auguri. Grazie mille anche a lei per la sua carriera. Con quale spirito un giovane affronta questo impegno per la vita? Beh, senza dubbio è una missione. Chiaramente la passione è fondamentale, sia per quello che è stato il nostro percorso di studi e di sacrifici in questi anni, ma anche e soprattutto per quello che deve essere la voglia e l'impegno per il proseguo della nostra professione. Siamo qui per celebrare i 50 anni di carriera di gloriosi colleghi e siamo felici di dare il cambio della guardia, spiegandoci che ci sia una carriera tanto gloriosa come quella appunto dei nostri colleghi più anziani e che possiamo essere appunto la generazione delle speranze per i nuovi iscritti. Il giuramento di Ippocrate è una cosa importante per voi medici? Assolutamente sì, sono le basi su cui si fonda la nostra professione e su cui dobbiamo concentrarci giorno per giorno per cercare sempre di dare il massimo e per aiutare il prossimo. Liste di attesa in sanità, è possibile eliminarle? Questo è il titolo del nuovo Instant Book dato alle stampe dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo di Ribera, presidente dell'organizzazione di volontariato A Cuore Aperto, che da oltre 20 anni è impegnato in progetti di assistenza sanitaria e sociale tra la Sicilia e la Tanzania, già direttore dell'ufficio di cardiologia dell'ospedale Tor Vergata di Roma e del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Sentiamo lo stesso dottor Ruvolo. Come presidente dell'associazione A Cuore Aperto, che ha il compito di dare corrette informazioni sanitarie ai cittadini e ai pazienti, ho pensato di parlare sulle liste d'attesa in sanità. Io penso, alla luce di quello che sta succedendo soprattutto nella nostra Sicilia, che è agli ultimi posti nelle graduatorie riguardanti l'assistenza sanitaria, ho pensato di valutare quali possono essere le cause che provocano la presenza di queste terribili e lunghe liste d'attesa che impediscono una corretta assistenza sanitaria. Cercando in questi miei 50 anni di attività medica di partire dal pratico, perché se noi pensiamo che a tutte le leggi, a tutti i decreti ministeriali, assessoriali e regionali, la nostra sanità, anche per i soldi spesi, dovrebbe essere una delle migliori in Italia e nel mondo. Di fatto questo non accade. E ho cercato di esaminare le istituzioni e tutti i fattori che possono essere la causa appunto della lista d'attesa. Io penso che la lista d'attesa possono essere quantomeno notevolmente ridotte, se non proprio eliminate. Certamente ci vuole una volontà politica e di agire su alcuni fattori, per esempio la digitalizzazione, che io reputo una dei principali fattori che impediscono una ottimale assistenza sanitaria. Digitalizzazione che non è investimento nel settore informatico, la digitalizzazione deve essere fatta bene, perché io vedo che vengono spesi milioni e milioni di euro per la cosiddetta digitalizzazione e trasformazione in forma elettronica delle cartelle cliniche, ma di fatto poi queste cartelle cliniche non sono adatte a dare corrette informazioni e quindi chi programma non è in condizione o non vuole in certi casi agire in maniera tale che queste informazioni possono essere, se corrette, utilizzate per eliminare le liste d'attesa. Linea alla regia per la pubblicità. Ospedale territorio, l'integrazione che salva la vita. Se ne è parlato durante un convegno sul tema tumori ginecologici, percorsi di cura e collaborazione tra specialisti e territorio. Le interviste. Fondamentale la multidisciplinarietà, ormai si parla sempre solo di questo, perché soltanto dall'integrazione tra i vari specialisti c'è la possibilità di affrontare, in questo caso quando oggi si parla di neoplasie ginecologiche, comunque
un aspetto molto importante e che va valutato sul territorio e per fortuna può essere affrontato in questo territorio con tutte le possibilità terapeutiche che oggi abbiamo. Quindi la provincia di Agrigento è dotata del servizio di radioterapia assolutamente efficiente che permette di effettuare tutte le moderne tecniche di trattamento e che ci permettono oggi di affrontare trattamenti esclusivi, come nel caso del carcinoma della cervice, anche se il nostro sogno è quello di non incontrarci più a parlare di tumori della cervice, spingendo molto su quello che oggi è la vaccinazione, la prevenzione da questo punto di vista, però ancora noi vediamo questi casi e quindi li trattiamo in integrazione con i colleghi dell'oncologia medica. I tumori dell'endometrio ancora c'è molto spazio per i trattamenti adiuvanti esclusivi con la radioterapia, l'integrazione con la chirurgia e tutte le moderne possibilità farmacologiche che oggi abbiamo, e anche nei tumori dell'ovaio oggi abbiamo la possibilità di fare dei trattamenti sempre più conformati su delle lesioni molto piccole, con trattamenti stereotassici ad intensità modulata, con possibilità terapeutiche nuove che ci permettono di affrontare anche questo tipo di patologie che molte volte vengono affrontate con trattamenti sistemici, anche in una buona fetta di pazienti che oggi riusciamo a cronicizzare anche in questo tipo di neoplasie che continuano a svolgere un ruolo importante nell'incidenza e nella cura dei tumori. Dottore Capodieci, queste iniziative servono anche per far incontrare l'ospedale e il territorio, gli operatori della medicina di base. Quante ce ne vorrebbero di questi incontri? Come è cresciuta in questo momento la collaborazione tra questi due aspetti della sanità pubblica? Io dico, questi eventi servono per creare il confronto non solo all'interno dell'azienda ma anche con tutti gli esperti, con tutti i professori universitari, e quindi ben vengano. Devo dire che c'è una ricca produzione di eventi nella provincia di Agrigento. Oggi siamo qui a Sciacca sulla parte, diciamo, di oncologia. L'oncologia è un punto in questo momento che è proprio quello che diceva lei, la domanda che mi fa, di congiunzione tra l'ospedale e il territorio. Perché vede, io ripeto sempre ai nostri operatori che il paziente è uno solo. Prima magari è ricoverato in oncologia, poi avrà bisogno delle cure del territorio, avrà bisogno delle cure del medico di medicina generale e noi dobbiamo prenderlo in carico. Dobbiamo prenderlo in carico dall'inizio della malattia fino alla guarigione, o nel caso di, diciamo, più infausto, è sempre a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E quindi è importante una integrazione di quello che è questo percorso, perché non è che il paziente quando esce dall'ospedale non sa dove poter andare. Allora in questo caso l'organizzazione nuova, che è questa organizzazione che è stata dettata dal nuovo decreto ministeriale che noi chiamiamo con la sigla DM77, ci obbliga a creare dei percorsi che sono guidati dall'azienda e devono essere guidati dall'azienda e non ad iniziativa purtroppo del paziente come è stato fino a qualche tempo fa. Dottoressa Scandura, qual è il contributo che queste iniziative danno al vostro lavoro quotidiano e al rapporto con l'utenza? Oggi noi intendiamo porre l'accento a delle patologie tutto sommato importanti ma abbastanza rare. Parleremo di tumore ovarico che colpisce 500 donne in Sicilia ogni anno, 5.000 donne in Italia, quindi tutto sommato una neoplasia che possiamo considerare rara. Ma parleremo anche di problematiche più frequenti come il carcinoma dell'endometrio e della cervice uterina, in quest'ultimo caso ponendo l'accento agli strumenti di prevenzione quale il vaccino per il papillomavirus e il test di screening, che sono fondamentali per salvare la vita. Ma oggi l'importanza di questa iniziativa del dottore Sant'Angelo è quello di fare conoscere i PDTA regionali che funzionano, ci sono e rendono la Sicilia una delle regioni assolutamente più virtuose per quanto riguarda la possibilità di accesso a quelle che sono le cure migliori, più importanti, che determinano sopravvivenza all'interno di quella che è questa nostra regione.
Io credo che al di là di quelle che sono le innovazioni scientifiche, fortunatamente oggi veramente tante in tutti gli ambiti oncologici e a maggior ragione anche nei tumori ginecologici, con l'ingresso appunto di farmaci come l'immunoterapia in alcuni tipi di tumori quali la cervice e l'endometrio, è importante avere anche riorganizzare quelli che sono i percorsi di cura, e quindi in questo senso la collaborazione tra ospedale e territorio, specialisti e medicina e medici di medicina generale è fondamentale per formare proprio una vera e propria rete, in modo tale da poter offrire ai pazienti dei percorsi di cura efficaci, personalizzati e soprattutto coordinati, ed è proprio qui diciamo, il punto fondamentale. Questa è una delle sfide più importanti nell'ambito oncologico, e quindi il concetto della multidisciplinarietà è oggi più che mai fondamentale, perché è importante che il paziente riceva tutta una serie di cure sia oncologiche ma soprattutto cure integrate, e solo con la multidisciplinarietà, solo con la collaborazione a 360 gradi con le diverse figure professionali questo lo possiamo raggiungere. Resta sotto sequestro il mega impianto denominato sediment washing all'interno dello scalo portuale di Porto Empedocle, dedicato al trattamento dei fanghi del porto di Trapani provenienti dalle attività di dragaggio, nonché l'utilizzo di un'area demaniale per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti trattati. Lo ha disposto la Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato dal titolare della struttura. La vicenda è collegata all'inchiesta Dirti-Mud, coordinata dalla Procura di Agrigento e dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle. I fanghi, una volta accumulati in una vasca di raccolta, non sono stati sottoposti ai vari processi di depurazione e separazione, ma sarebbero finiti prima in un deposito temporaneo e infine in una discarica autorizzata senza alcun trattamento, e una parte addirittura abbandonati in una vasta area di campagna. Una presunta frode di circa 60 milioni di euro con gravi violazioni ambientali scoperta dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia Costiera Empedoclina dopo oltre 1 anno e mezzo di indagini. È stato inaugurato a Palermo il nuovo svincolo autostradale Brancaccio Forum Porta Sud, alla presenza del Presidente della Regione Schifani e del Sindaco di Palermo La Galla. È un'opera attesa da decenni che certamente migliorerà la viabilità cittadina e i collegamenti d'ingresso verso Palermo, i colleghi di Palermo. Aperto lo svincolo autostradale Brancaccio Forum Porta Sud, un'opera attesa dal 1986. Lo svincolo è stato realizzato con un importo di circa 3 milioni di euro. Un'arteria che diventa per Palermo un collegamento strategico tra zona industriale, porto e autostrada. Noi siamo qui per testimoniare che alla fine si riesce a fare qualcosa. Non è merito del sottoscritto, è merito di tanti impegni. La Regione in passato ha fatto la propria parte, adesso il Comune, l'ANAS. L'importante è fare sinergia e dare risposte ai cittadini. A me interessa no polemiche, fatti, quello che stiamo cercando di fare in questi anni di governo. Un momento importante per la città. Sì, più che oltre che importante, atteso, vorrei dire. Questo svincolo viene concepito in un altro secolo e viene realizzato sicuramente tardivamente rispetto ai tempi europei, però l'importante è che questa amministrazione sia giunta, è stata capace a mettere la parola fine a un lavoro tanto atteso e tanto in ritardo. Devo ringraziare ovviamente l'impresa, le maestranze, l'ANAS, tutti coloro che hanno contribuito nel tempo tanto ai finanziamenti quanto ai lavori, e ovviamente nell'ultimo periodo l'accelerazione che il competente assessorato del Comune, l'assessore Orlando, gli uffici dell'area opere pubbliche hanno dato
a questa attività. Noi nel 2023 abbiamo approvato il progetto, nel 2022 il Consiglio Comunale aveva approvato una convenzione, abbiamo approvato il progetto, lo abbiamo mandato in gara, abbiamo seguito i lavori e oggi consegniamo alla città una infrastruttura che Palermo aspettava da quasi 40 anni. Sono stati impiegati 3.200.000 euro che sono il frutto di una convenzione a scomputo con la società che aveva costruito il forum completato credo nel 2009, quindi con 15 anni di ritardo impegniamo le somme, facciamo un accordo e consegniamo alla città la famosa Porta Sud che era prevista già nel piano regolatore del 2003 ed era prevista come area di penetrazione all'area industriale negli anni 80. Finalmente apre questa bretella che è fondamentale per quanto riguarda la mobilità per questa parte di territorio, quindi tra l'altro va a alleggerire quello che è il traffico veicolare per quanto riguarda la seconda circoscrizione, dove consentirà il deflusso del traffico in maniera tranquilla e serena. Hanno violato le prescrizioni imposte dal DASPO, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive cui erano sottoposti da mesi. È successo il 12 ottobre scorso in occasione della partita Agragas Noto valevole per il campionato di promozione disputata allo Stadio Esseneto di Agrigento. I poliziotti della Digos della Questura di Agrigento, a conclusione di una breve attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica 3 tifosi dell'Agragas di età tra i 25 e i 40 anni per violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto hanno accertato prima dell'inizio della gara, un gruppetto di sostenitori della formazione biancazzurra si sarebbe recato nel settore ospiti per rinnovare un gemellaggio, una circostanza che non è passata inosservata agli agenti della Digos. Anche un quarto tifoso, recentemente arrestato prima della partita con il Ragusa, è stato sottoposto ad ulteriori 3 anni di DASPO. Operai della Marelli in sit-in davanti alla prefettura di Palermo. Loro si occupano per conto della Marelli della realizzazione dei lavori nelle 3 infrastrutture pubbliche, il cantiere del collettore fognario Palermo Sud-Est, della rete fognaria di Cruillas e della stazione Lazio del passante ferroviario, opere che potrebbero subire ritardi a causa di un braccio di ferro tra l'azienda e i lavoratori che va avanti da tempo, i colleghi di Palermo. 80 lavoratori in forza all'azienda Manelli stamane in protesta davanti alla prefettura di Palermo. Loro si occupano per conto della Manelli della realizzazione dei lavori nelle 3 infrastrutture pubbliche, il cantiere del collettore fognario Palermo Sud-Est, della rete fognaria di Cruillas e della stazione Lazio del passante ferroviario. 3 opere strategiche per la città che rischiano di bloccarsi o di subire seri rallentamenti a causa di un braccio di ferro tra l'azienda e gli operai qualificati che da tempo continuano a lamentare criticità nell'erogazione degli stipendi. La situazione è disperata, parte già da luglio, quando hanno annunciato degli ipotetici licenziamenti con un'opera che non aveva raggiunto nemmeno il 50%, e parliamo del collettore sud-orientale di Palermo, quindi la rete fognaria di Palermo. Dopodiché hanno iniziato a fare tutta una serie di atteggiamenti, ad avere degli atteggiamenti sui lavoratori che li hanno portati ad avere grande instabilità, grande incertezza, e molti di loro se ne sono anche scappati. Addirittura hanno avviato una procedura di licenziamento collettivo su una delle commesse quando l'opera non ha raggiunto nemmeno il 50%. Hanno detto ai lavoratori: cercatevi il lavoro. Hanno iniziato a fare delle contestazioni disciplinari pretestuose e sommarie, perché hanno mandato decine e decine di contestazioni disciplinari, e per creare ancora più disagio, per mettere ancora più in pressione i lavoratori, hanno ritardato lo stipendio di agosto, che a settembre l'hanno preso solamente il giorno 23 dopo una serie di giorni e giorni di protesta. E questo mese siamo al 27 e ancora non abbiamo né un acconto né lo stipendio né del mese di settembre e nemmeno l'acconto di quelli di ottobre, visto e considerato che il mese sta per finire. Qual è la vostra proposta?
I lavoratori oggi sono qui, sono stati diversi gli incontri fatti in prefettura, ma fino ad ora non hanno partorito granché. Oggi stiamo chiedendo agli enti appaltanti, quindi stiamo chiedendo al prefetto che si faccia tramite anche con gli enti appaltanti di avviare l'intervento sostitutivo. Per garantire serenità, tranquillità ai lavoratori è giusto che paghino le stazioni appaltanti, perché ogni mese non possiamo stare in questa situazione. Ne va della serenità dei lavoratori, ne va della serenità delle lavorazioni e quindi della città. E una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella giornata di oggi nella zona industriale Asi di Agrigento, in territorio di Aragona. A scontrarsi sono stato un Audi e un camion. Per liberare l'automobilista rimasto incastrato nell'abitatico sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Il ferito è stato trasportato con l'ambulanza del 118 al vicino pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Gli agenti della Polizia Municipale di Aragona si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro stradale e stabilire eventuali responsabilità. Passiamo ora allo sport. L'Akragas vince e convince, prosegue nella serie di vittorie, domenica 3-1 contro il Vigor Gela. Ce ne parla meglio Carmelo Lentini. Prima della gara Akragas con il Gela è stato ricordato l'ex calciatore degli anni '80 Massimo Querciole, scomparso di recente. Infatti è stata consegnata una targa alla famiglia presente allo stadio. Ma ritorniamo un po' alla partita, che è stata senza storia, dove i volenterosi ragazzi del Vigor Gela, pur lottando con generosità, non sono riusciti nell'intento di subire le reti della sconfitta. Inizio scoppiettante dei padroni di casa, sospinti dalla grande verve dell'argentino Jama, che al 14° pennellava un assist dalla banderina per la testa vincente del connazionale Lopez. Akragas sembra avanti e Gela che cercava di contenere le pericolose folate offensive dei vari Lopez, Gambino, Delicato e anche lo stesso Scribani. La seconda marcatura biancazzurra arriva però all'inizio del secondo tempo grazie al colpo di testa di King che centra l'angolo basso della porta di Romano. Raggiunto il doppio vantaggio, l'Akragas di Sebi Catania gioca con scioltezza e al 63° con Gambino fa tris su assist dell'onnipresente Lopez. La gara si avvia verso la conclusione, ma c'è tempo per assistere alla rete della bandiera del Vigor Gela che con il neoentrato Scaglia in contropiede all'84° centra il bersaglio. Adesso l'Akragas è atteso da una trasferta molto impegnativa. Domenica prossima 2 novembre infatti sarà di scena ad Augusta, probabilmente allo stadio Megarello nella frazione di Brucoli. Si tratta della prima di 2 trasferte consecutive che propone il calendario. La seconda sarà invece allo stadio Barone di Modica contro il Frigentini. Il ritorno del Seneto per il 16 novembre con lo Scicli sarà un problema per la possibile inagibilità dello stadio che ricordiamo è attenzionato da lavori alla struttura per la posa delle torrifare ed altri interventi. La società si sta muovendo per trovare una giusta alternativa di gioco. Come tutte le partite è stata una partita complicata, siamo stati bravi a sbloccarla subito, poi potevamo raddoppiare subito già nella prima frazione, però l'abbiamo fatto dopo. La cosa che mi interessava di più era l'atteggiamento della squadra, i ragazzi, la cosa fondamentale era prendere questi altri 3 punti e proseguire per il nostro cammino. Arrabbiato di più per il gol preso, per come è arrivato, o per i gol che sono mancati poi alla fine in avanti si poteva fare un po' meglio, forse un po' di cattiveria in più? Ma guarda, quando i ragazzi mettono quell'impegno è chiaro che l'errore fa parte del gioco, per cui non c'è da essere arrabbiati, c'è da essere soddisfatti, di proseguire il nostro percorso, consapevoli delle difficoltà che ci sono. Non mi posso arrabbiare quando un giocatore può capitare un errore, anche perché se non capitasse l'errore le partite finirebbero tutte 0-0 e non credo che sia uno spettacolo bello. Alla vigilia, in sede di presentazione della partita, l'avevi detto, ho un organico, posso contare su tutti, soprattutto anche da chi subentra. Oggi ne ha avuto la prova, c'è stata una buona rotazione, mancava Gambino in avanti all'appello tra gli attaccanti, ha segnato anche lui. Guarda, è chiaro che i ragazzi meritavano di
di giocare come lo meritano tutti. Ho avuto le risposte che mi attendevo, ma io li vedo allenare in settimana, per cui non avevo, sotto questo punto di vista non avevo nessun dubbio. Quanto riguarda Peppe, è un ragazzo che se a questa età ancora ci tiene così tanto, allora dico che i giovani dovrebbero prendere pure esempio da lui. Sono contento che abbia fatto gol perché ci teneva, si doveva sbloccare pure lui, perché per noi i gol degli attaccanti sono fondamentali. È chiaro che ora poi arriveranno pure quelli dei centrocampisti e non fanno mai male. Se King segna di testa è una buona notizia per tutti. No, ma io non parlo dei singoli perché non è corretto, però ho un gruppo di ragazzi, credimi, che si allenano con una professionalità enorme, hanno capito realmente dove sono, hanno capito quello che è il nostro progetto, qui posso fare solamente complimenti perché stanno dando davvero tanto e sono sicuro che daranno le soddisfazioni che si aspetta la società e soprattutto questo meraviglioso pubblico. So che bisogna guardare soprattutto in casa propria ai nostri risultati, alle nostre prestazioni, però se diamo un'occhiata alle altre partite, Priolo non si ferma, anche oggi l'ha presa a 3 punti. Priolo è una squadra giovane, allenata da un mio amico, da un mio compagno di squadra e sono contento per lui. Speriamo che prima o poi si fermi. Ci sono anche i giocatori che ho allenato, ragazzi giovani che stanno facendo un grande campionato, senza pressioni, ed è giusto che in questo momento si prendano anche loro le giuste soddisfazioni. Complimenti King, migliore in campo oggi per me, ottima prestazione, grande intensità, coronata anche da un gol di testa. Ma quanti gol di testa hai fatto nella tua carriera? No, non so quando, ma sono veramente felice per la prestazione perché è quello che ci ha chiesto il mister e spero che abbiamo risposto oggi bene. Senti, tu un campionato di promozione l'hai già vinto, è questa la strada giusta? Sì, giustissimo. Siamo partiti bene, speriamo che rimaniamo per la strada, secondo me siamo per la strada giusta, dobbiamo soltanto continuare così. Alla fine potevamo arrotondare il risultato, siamo stati un po' leggeri, poco cattivi sotto porta. Sì, ci sta, ma l'importante è che arriviamo là e poi il giorno che siamo un po' lucidi, secondo me la partita oggi abbiamo approcciato bene, quello che più importante è che abbiamo approcciato bene e il gol arriva in un momento giusto, quindi sono contento per il risultato. Vediamo sempre, curata da Carmelo Lentini, una panoramica dei risultati di calcio della serie Eccellenza e Promozione. E passiamo al campionato di Serie D, girone I, e amara sconfitta esterna del Castrome Favara che perde il confronto esterno con il Messina con il risultato di 2-1. Alla rete del vantaggio peloritano risponde quella del pari di Vaccaro ad una manciata di minuti dalla fine. Saverino regala 3 punti preziosi al Messina. Torna alla vittoria il Città di Gela con l'Enna per 3-1, mentre lo scontro al vertice tra la Nuova Egea e Nissa termina 3-1 in favore della compagine barcellonese. La Regina espugna il campo della San Cataldese, come anche il Milazzo che passa a Ragusa. In classifica generale la Nuova Egea rimane sempre in vetta, inseguita a 2 punti dal Savoia e dall'Athletic Palermo. Risale la china il Città di Gela, mentre il Castrome Favara occupa una zona tranquilla con 11 punti all'attivo. Il Messina, con la vittoria ottenuta con la compagine favarese, cancella la penalizzazione e si pone a 2 punti dal Ragusa. Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza Girone A, esordio positivo per Totò Brucolere sulla panchina dell'Unitas Sciacca, che sul campo del Camarat raccoglie un prezioso pari. Al vantaggio saccense di Retucci al 34esimo risponde il pari camaratese con Arquin al 48esimo. Vince il Licata con il San Giorgio Piana per 2-0 e mantiene la vetta della classifica, seguito a ruoto dal Castellammare che a sua volta è vittorioso a Castelvetrano con la Folgore per 1-2 e anche dal Marsala, fermato sul nulla di fatto a Partinico. Il prossimo turno il Licata sarà ospite del Città di San Vitulo Capo, mentre l'Unità Sciacca riceve al Gurrera la Folgore. Camarat in trasferta a Piana degli Albanesi. Scendiamo ancora di categoria. In promozione girone A, l'Aragona si aggiudica il derby esterno con il Casteltermine per 1-2, grazie alla doppietta dell'esperto attaccante Genova. Una gara molto combattuta che vedeva in vantaggio il Casteltermine con una rete di Noto avvenuta sul calcio di rigore e poi le 2 reti in rapida successione del bomber aragonese.
che regalava 3 punti preziosi per la propria classifica. Infatti in vetta ci sono 2 squadre, Alcam e Sport Palermo con 12 punti, mentre un punto sotto, quindi a 11, le 2 agrigentine, Aragona e Gemini. A 10 si trova la Margheritese, mentre il Casteltermini con 3 è in piena zona a rischio. Per quanto riguarda invece il girone D di promozione, continua il duello a distanza tra le 2 capolista, vale a dire Acregas e Priolo. Entrambe hanno vinto e si ritrovano in vetta a punteggio pieno. Più sofferta la vittoria del Priolo, che si aggiudica i 3 punti in piena zona recupero al 48esimo, e con il Lanza in classifica generale aumenta il distacco delle 2 battistrada, che adesso hanno 5 punti di vantaggio sul trio di inseguitrici e che è formato da Atletico Megara, che sarà il prossimo avversario dell'Acregas, e infine poi c'è anche il Canicattini e il Santa Croce Soccer. Domenica prossima il Priolo gioca in casa contro il Serra di Falco. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 8 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare inoltre sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.